Ben ritrovati in diretta, parliamo quest'oggi di infarto del miocardio. Ne parliamo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è il dottor Fabio De Conti, direttore di cardiologia all'ospedale di Montebelluna. Ben trovato, dottore. Grazie. E il dottor Roberto Zecchel, dirigente medico di cardiologia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ben trovato anche a lei. Parto da lei, De Conti. Che cosa intendiamo per infarto miocardico e perché è così importante parlarne? Allora, per infarto intendiamo la morte, la necrosi, di una porzione più o meno grande del cuore, secondaria al mancato arrivo di sangue al cuore stesso. Allora, per cercare di capire un po' il concetto, faccio due cenni molto semplici di anatomia e di fisiologia. Allora, il cuore è un muscolo e da quando noi nasciamo fino alla fine della nostra vita si contrae circa 3 miliardi di volte, se noi consideriamo una frequenza cardiaca di 60-70 battiti per minuto. Quindi per contrarsi ha bisogno di energia, ha bisogno di nutrienti, ha bisogno di ossigeno. E i vasi che portano il sangue al cuore e quindi lo nutrono, portano l'ossigeno, portano l'energia, si chiamano coronarie. C'è una coronaria destra e una coronaria sinistra. La coronaria sinistra si divide abbastanza precocemente in due rami, per cui sostanzialmente abbiamo 3 grossi vasi, 3 coronarie che portano il sangue al cuore. Quando uno di questi vasi si occlude completamente o parzialmente, per la formazione di un coagulo di sangue, il territorio a valle di questo vaso va incontro a sofferenze e alla fine può andare incontro a necrosi. Perché è importante parlarne? È importante parlarne perché in tutto il mondo sviluppato le malattie cardiovascolari, di cui l'infarto è una delle forme principali, costituiscono circa il 35%, sono la principale causa di morte. Quindi la principale causa di morte nel mondo industrializzato è rappresentato dalle malattie cardiovascolari, attorno al 35% dei casi, seguite un po' a distanza dai tumori e molto a distanza dalle malattie dell'apparato digerente. Ecco, erroneamente si pensa che le forme tumorali siano la prima causa di morte nel nostro paese. In realtà sono le malattie cardiovascolari, sì, come ricordava lei, di cui l'infarto fa parte. Diciamo che in Italia ci sono circa, secondo gli ultimi dati ISTAT che fanno riferimento al 2019, ci sono stati circa 230.000 decessi per malattie cardiovascolari e circa 180.000 per tumori, quindi c'è una differenza di circa 40.000. Se andiamo a vedere le malattie dell'apparato digerente siamo sulle 40.000, quindi è nettamente la prima causa in tutti i paesi industrializzati. Le chiedo, è un trend in aumento questo, oppure insomma rispetto agli altri anni si equivale? Diciamo che il trend è stato in progressiva diminuzione negli ultimi 15 anni, 20 anni. Quindi c'è stato questo trend in progressiva riduzione, salvo una risalita in epoca Covid, in cui questo trend favorevole è stato un attimo arrestato per varie cause. Allora, ricordo ai nostri telespettatori da casa il numero per poter intervenire e fare una domanda ai nostri ospiti ed è lo 0422 1628 332, lo vedete anche in sovraimpressione. Aspettiamo le vostre curiosità, le vostre domande da porre al dottor De Conti e al dottor Zecchel. Riparto proprio da lei, De Conte. Potremmo quindi dire che il cuore è una sorta di macchina perfetta che ogni tanto insomma potrebbe ammalarsi? Il cuore è, spesso i pazienti lo definiscono come il padrone di casa, il motore. In effetti è un motore super raffinato ed è già incredibile come possa contrarsi per tutte queste volte per il corso di tutta la vita. Quindi chiaro che qualunque intoppo in questo può imballare il motore e può portare quindi all'infarto o alle altre malattie di cuore. Senta dottore, arresto cardiaco e infarto vengono spesso confusi o comunque utilizzati come sinonimi. Sono effettivamente la stessa cosa oppure dobbiamo fare delle distinzioni perché appunto si tratta di due condizioni differenti? Allora, l'arresto cardiaco è una delle possibili manifestazioni dell'infarto, cioè la malattia, l'occlusione del vaso coronarico che determina l'ischemia e la sofferenza del cuore,
può esitare immediatamente in un arresto cardiaco, cioè l'ischemia provoca un'aritmia che può essere un'aritmia fatale, quindi un arresto cardiaco. Arresto cardiaco vuol dire che il cuore smette di contrarsi per quella che è una fibrillazione ventricolare. Quindi questa è una manifestazione dell'infarto. Poi l'infarto non necessariamente, per fortuna, esita in un arresto cardiaco. L'infarto esita in una sofferenza, in un quadro di dolore toracico che, se corretto in tempo, può essere completamente corretto. Questo tipo di distinzione tra arresto cardiaco e infarto si fa solamente nel momento in cui viene fatta la diagnosi? Allora, non si può riconoscere, diciamo così, esternamente? Si riconosce arresto cardiaco, il paziente, se non viene rianimato nel giro di un paio di minuti, decede. Quindi arresto cardiaco è la condizione in cui dopo l'insorgenza della fibrillazione ventricolare, nel giro di 10 secondi circa la persona perde coscienza. Quindi arresto cardiaco vuol dire il paziente perde coscienza, perde polso. Quindi arresto cardiaco, paziente sembra morto, se io non faccio qualcosa. Certo. Dottor Zecchel, andiamo a spiegare bene quali sono le cause che possono portare all'infarto del miocardico. Tra un attimo però, perché c'è una telefonata da casa, sentiamo subito che cosa ci vogliono dire i nostri telespettatori. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, ma che sono Clara? Buongiorno Clara, se ho capito bene, ci dica pure. Sì, il numero, mi dica il numero della televisione perché lo avevo buttato giù. No, signora, è in diretta, deve fare una domanda ai nostri ospiti, ci dica pure. Volevo chiedere al medico che io sono stata, mi ha messo su il pacemaker che è 1 mese e mezzo, no? Dopo sono tornata ancora all'ospedale perché quando mi ha operato sono venuta a casa piena di dolori, no? E ancora so qua che ho tanti dolori, però tanto male per me che chi mi ha messo su. Non so cosa devo fare, volevo una spiegazione dal medico, insomma. Grazie per la sua telefonata. Chi vuole rispondere tra i due? Prego, allora, per qualche indicazione generale, naturalmente, per la signora. Stiamo parlando di un ambito diverso rispetto all'infarto. Il pacemaker viene messo quando c'è un'anomalia del ritmo. Allora, solitamente il paziente viene dimesso dopo 24 ore dall'applicazione del pacemaker. Il pacemaker è una macchinetta che viene messa sotto cute, in zona sottoclaveare sinistra. E solitamente si fa un controllo della ferita chirurgica dopo 5-6 giorni, per cui quando il paziente viene mandato a casa ci si accerta che la ferita sia pulita e sia in fase di cicatrizzazione. Ciò non toglie che a distanza di 1 mese possano verificarsi delle complicanze, per cui il dolore che ha la signora potrebbe essere un banale dolore secondario alla ferita, come chiunque subisce una ferita chirurgica e viene suturato. Non possiamo escludere al 100% che possa avere ad esempio un'infezione, per cui il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico, il quale controlla la ferita, vede se la ferita è pulita o se ci sono segni di infiammazione, nel qual caso si deve rivolgere all'ospedale. Siamo in un ambito diverso perché il pacemaker non viene, mi corregga se sbaglio, applicato, diciamo così, no. In seguito a un infarto del miocardio. Può essere applicato quando l'infarto del miocardio si complica con un blocco cardiaco, però questa è la percentuale minore di casi. Certo, e insomma l'indicazione generale è sempre quella di approfondire, andare a capire quali possono essere le cause che hanno portato a questo disturbo. Dottor Zecchel, le cause dell'infarto del miocardio? Le cause dell'infarto, allora, fondamentalmente riconoscono la principale causa dell'infarto è il processo aterosclerotico che va a interessare, diciamo, l'albero coronarico. Come diceva prima il primario, le coronarie sono 3 e questo processo aterosclerotico, quindi questo progressivo restringimento, diciamo, delle arterie coronarie può coinvolgere 1, 2 o tutti e 3 i vasi. Quando questa ostruzione, diciamo, legata fondamentalmente all'accumulo di tessuto, diciamo, estraneo, diciamo, all'arteria, favorito ad esempio dal colesterolo elevato, dal fumo, dal diabete, quando questa, diciamo, ostruzione si estrinseca in maniera totale, vi è quindi un'occlusione, diciamo, di questa arteria, dell'arteria coronarica. Questo è l'infarto, nel senso che è una
mancato afflusso di sangue e di ossigeno ai tessuti, diciamo, del cuore a valle, diciamo, dell'ostruzione. Come dicevo, la principale causa, diciamo, dell'infarto è nel 95% dei casi, quasi 100%, è la malattia aterosclerotica, che riconosce vari fattori, diciamo, favorenti, tra cui sicuramente, come ho detto, la dislipidemia, quindi l'eccesso, diciamo, di colesterolo nel sangue, il diabete, il fumo di sigaretta e altri fattori genetici, anche fattori, diciamo, di tipo anche genetico, che possono essere trasmessi, diciamo, nell'ambito familiare. Tutti questi processi provocano quindi un progressivo restringimento della coronaria, che a un certo punto, diciamo, si chiude completamente, determina, diciamo, quello che è l'infarto, quindi la morte, e la caratteristica comparsa del dolore cardiaco anginoso, che è quello che appunto caratterizza proprio l'infarto stesso. Lei ha nominato il fattore genetico. In che misura è determinante nello sviluppo di queste patologie? La genetica è sicuramente importante, ma fa parte, diciamo, di cosiddetti fattori di rischio non modificabili, perché quando parliamo di fattori di rischio bisogna distinguere fattori di rischio modificabili e non modificabili. La genetica, quella che è la cosiddetta predisposizione familiare o predisposizione genetica, è un fattore di rischio non modificabile, perché lo ereditiamo dai propri genitori, assieme ad esempio all'età e al sesso, ad esempio. Quindi la predisposizione genetica è un insieme, diciamo, di anomalie che favoriscono questo processo aterosclerotico. Mi viene da pensare ad esempio anche alle forme di dislipidemia familiare, cioè delle forme, diciamo, geneticamente determinate, che predispongono alcuni pazienti, soprattutto giovani, a sviluppare elevati valori di colesterolo e quindi a favorire ulteriormente, diciamo, il processo trombotico e aterosclerotico che è la base dell'infarto. Ci sono anche altri fattori genetici che influiscono, ma non sono tutti completamente noti, e ad esempio fattori anche endoteliali, quindi anomalie, diciamo, della struttura dell'endotelio, tante cose che tutte assieme favoriscono la cosiddetta familiarità. La prima cosa che chiediamo noi in genere in cardiologia quando abbiamo un paziente con un dolore toracico è infatti chiedere se c'è qualcuno in famiglia che ha avuto problemi simili, soprattutto in giovane età, non, diciamo, in genere familiari di 80 anni che hanno avuto un infarto, ma ad esempio familiari, propri genitori, maschio o femmina, papà o mamma, diciamo, con un infarto con un'età ad esempio di 55 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. In quel caso, se insomma si appura che c'è una certa dose di familiarità e di genetica, si può solo lavorare comunque sugli stili di vita corretti da adottare? Bisogna lavorare soprattutto, innanzitutto è bene sapere di avere una predisposizione familiare, e questo ci permette di lavorare a maggior forza, diciamo, sui fattori di rischio modificabili, che sono fondamentalmente, come l'ho detto, i valori elevati, diciamo, di colesterolo nel sangue, il diabete mellito, che viene curato ovviamente con la terapia insulinica o con gli ipoglicemizzanti orali, con la terapia soprattutto dell'ipertensione arteriosa, che è fondamentale, diciamo, tra i fattori di rischio appunto promoventi l'infarto. Bisogna combattere ad esempio l'obesità, lo scadente, diciamo, stile di vita o una disordini alimentari che non prevedono, diciamo, l'utilizzo di cibi, diciamo, sani, quindi vegetali, fibre, riduzione dell'apporto di grassi animali. Tutte queste cose ovviamente servono per prevenire quello che è, diciamo, l'occlusione della coronaria. Ecco. Tutti piccoli tasselli, ma tutti fondamentali, sì, per la prevenzione, insomma, e per adottare appunto uno stile di vita corretto. Lei ha parlato di colesterolo. Io approfitto per leggerle una domanda che ci è arrivata attraverso i social, molto generica, ma anche in questo caso possiamo dare un'indicazione importante. Ci dicono: soffro di colesterolo alto, posso essere a rischio di infarto? Allora sì, non c'è un rischio assoluto, perché in ogni caso i fattori di rischio vanno combinati assieme per determinare una stima del rischio di infarto. Esistono proprio degli score, cioè delle specie di tabelle, diciamo, proprio anche emesse dalle principali società scientifiche cardiologiche europee e mondiali, che permette di costruire, diciamo, quello che è il rischio cardiovascolare di un paziente, utilizzando però i vari fattori di rischio. Sicuramente il colesterolo è uno dei fattori di rischio e incide per
una certa percentuale nel rischio globale del paziente. Noi quando consideriamo un paziente a rischio cardiovascolare non consideriamo soltanto il colesterolo, ma consideriamo anche l'ipertensione arteriosa, la familiarità, il fumo o meno di sigaretta. Sicuramente un colesterolo molto elevato, valori eccessivi superiori ad esempio a 300 mg decilitro di colesterolo totale, possono essere associati comunque a un rischio di infarto maggiore. Mi piace però precisare che il colesterolo è un'entità, diciamo, formata da vari fattori, vari elementi, perché il colesterolo totale è la somma di vari tipi di colesterolo che esistono nel sangue. Il colesterolo è una sostanza molto importante per il corpo, è la base, diciamo, per la formazione delle membrane cellulari, però quando è in eccesso può depositarsi, diciamo, a livello delle coronarie. Il problema è che noi dobbiamo distinguere colesterolo buono e il famoso colesterolo cattivo. Il colesterolo buono è quello che si chiama HDL, che ha delle caratteristiche particolari ed è protettivo nei confronti dell'infarto, e il colesterolo cattivo o LDL, che è il nostro obiettivo terapeutico nella nostra pratica clinica quotidiana, che deve essere tenuto il più basso possibile. Quindi paradossalmente potremo trovare dei pazienti con colesterolo totale non altissimo, ma con colesterolo cattivo LDL molto elevato, e questi sono i pazienti più a rischio e su quali bisogna insistere molto con la prevenzione ed eventualmente con la terapia. È possibile conoscere lo stato di salute delle nostre coronarie? Questo è abbastanza complesso, diciamo che è basato su una serie di parametri che noi andiamo a considerare. Ovviamente i fattori di rischio cardiovascolare, se un paziente ha 5 o 6 fattori di rischio, ovviamente probabilmente le sue coronarie potrebbero essere, diciamo, anche ristrette, quindi essere diciamo, prone a sviluppare un infarto. Esistono tuttavia, diciamo, delle metodiche, delle tecnologie anche moderne che ci permettono di visualizzare le coronarie per via endovascolare, come ad esempio la coronarografia, che ci permette una visualizzazione, diciamo, precisa dell'albero coronarico, ma anche metodiche, diciamo, di tipo non invasivo, come ad esempio la TAC coronarica, che utilizza il mezzo di contrasto e permette di visualizzare, diciamo, bene l'albero coronarico, oppure altri test, diciamo, di immagine, come ad esempio l'ecocardiogramma e l'ecostress farmacologico, che ci permette di valutare quella che è la potenziale, diciamo, malattia coronarica sottostante ad una funzione, diciamo, cardiaca apparentemente normale. Dottor De Conti, parlando di incidenza, no? Poco fa lei ci spiegava, ci dava anche un po' la dimensione del fenomeno. Quali sono le età più colpite e ci sono delle differenze di genere? Gli uomini possono essere maggiormente soggetti o le donne? Allora c'è una distinzione di genere sicuramente molto importante. Allora, diciamo che negli uomini la malattia, il rischio cardiovascolare inizia a aumentare in maniera significativa dai 40 anni in poi. Quindi non significa che i soggetti sotto i 40 anni siano assolutamente privi di rischio, tuttavia il rischio comincia a farsi significativo dai 40 anni in poi e poi aumenta progressivamente con il progredire dell'età. Le donne hanno un grosso vantaggio rappresentato dagli ormoni estrogeni, per cui diciamo che fino al momento della menopausa l'assetto ormonale riduce il rischio cardiovascolare per le donne. Attraverso quali meccanismi? Si sono ipotizzati vari meccanismi, nel senso che gli ormoni estrogeni favoriscono la vasodilatazione, migliorano la produzione di sostanze che tengono le coronarie più dilatate, riducono la fibrosi all'interno del cuore. A prescindere da quale sia il meccanismo, diciamo che nelle donne l'età di comparsa del maggior rischio è spostata di circa 10 anni rispetto all'uomo. Diciamo che dai 50 anni in poi il rischio tra uomini e donne tende ad essere abbastanza sovrapponibile, con il vantaggio che le donne hanno accumulato 10 anni di vantaggio. Sono più protette fino alla menopausa, potremmo dire, insomma, genericamente sì. così.
Poi ovviamente ci sono, sempre restando nell'ambito del genere, ci sono molte altre differenze. Ci sono differenze per quanto riguarda il peso dei fattori di rischio. Il mio collega prima ha parlato dei fattori di rischio non modificabili, dei fattori di rischio modificabili come il fumo, l'ipertensione, il diabete, l'obesità. Sono fattori di rischio condivisi da uomo e donna. Tuttavia nella donna, dopo la menopausa, questi fattori hanno un peso un po' maggiore rispetto a quello che hanno nell'uomo. Cioè la donna fumatrice dopo i 50 anni ha un rischio cardiovascolare che è un po' più alto rispetto a quello dell'uomo fumatore. E questo vale anche per gli altri fattori di rischio. Così come ci sono anche differenze di genere per quanto riguarda le modalità di presentazione dei sintomi, nel senso che le donne tendono ad avere sintomi che noi definiamo tra virgolette atipici, cioè non è il classico dolore retrosternale irradiato alla mandibola del braccio sinistro, ma a volte hanno sintomi molto, molto più sfumati, oppure un dolore epigastrico, un dolore al dorso, o sudorazione o cardiopalmo, sintomi un po' più meno chiari rispetto a quelli dell'uomo. Inoltre esistono anche delle differenze per quanto riguarda gli esiti dell'infarto, nel senso che le donne solitamente tendono ad avere una mortalità intraospedaliera più alta, un'incidenza di scompenso cardiaco maggiore rispetto agli uomini e anche diciamo, eventi a distanza maggiori rispetto all'uomo. Tornando un attimo al discorso che abbiamo fatto prima riguardo il fatto che spesso non c'è la percezione da parte del sesso femminile del peso che ha la cardiopatia ischemica, cioè le donne in genere temono il tumore della mammella, temono il tumore dell'ovaio, questo è la grossa paura. In realtà ricordiamoci che le malattie cardiovascolari hanno una mortalità che è 3 volte superiore rispetto a quella del tumore della mammella. E partendo da questo background, diciamo, di questo background culturale, meno spesso la donna rispetto all'uomo si allerta quando sente dei sintomi. Infatti le donne solitamente... È un po' minimizzare, insomma, quello che sì, le percezioni. Cioè si sa che le donne si presentano all'ospedale percentualmente meno rispetto agli uomini quando hanno dei sintomi. Quando si presentano in ospedale si presentano più tardivamente rispetto all'uomo, proprio perché non hanno la percezione della pericolosità della malattia ischemica cardia anche nel loro sesso. Telefonata da casa, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono io, sì? Sì, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, Antonio dalla provincia di Padova. Buongiorno, buongiorno Antonio. Volevo fare una domanda. Io prendo come si dice, fluidificante del sangue, senza fare pubblicità, dal 2006, ho 62 anni, in seguito a un pronto soccorso dove è stata diagnosticata una sospetta ischemia. Volevo capire se devo prendere in eterno sta pastiglietta. Seconda cosa, dopo metto giù, mi capita di notte che sento delle accelerazioni del cuore, dei battiti. Volevo capire più o meno a cosa può essere, cosa la può causare sta roba qua. Tutto qua, grazie. Grazie Antonio, chi vuole rispondere? Ha bisogno di fare qualche altra domanda? No, penso di aver capito che il signore assume probabilmente una terapia antiaggregante, diciamo, ecco. La terapia antiaggregante in genere viene utilizzata da noi in cardiologia per curare l'infarto sia nella fase acuta che nella fase tardiva, diciamo, e anche chiaramente è una terapia che va continuata per tutta la vita. L'altra possibile causa, diciamo, di una terapia di questo genere è eventualmente un'ischemia cerebrale, che questo paziente potrebbe aver avuto una problematica di tipo vascolare cerebrale, tale per cui è necessario, diciamo, continuare quindi questo tipo di terapia. Al di fuori, diciamo, di queste due possibilità io non vedo particolari motivi per continuare a prendere, diciamo, questa terapia che, ricordiamola,
La cardioaspirina è un farmaco molto potente, con delle indicazioni ben precise, ma è pur sempre un farmaco e può avere anche degli effetti collaterali, soprattutto a livello gastrico, può scatenare gastriti, esofagiti, cose di questo genere. Quindi la terapia va assunta qualora ci sia un'indicazione precisa o dal medico curante o dal cardiologo o dal neurologo, che quindi si limita, diciamo, o alla terapia della cardiopatia ischemica o alla terapia dell'ictus o eventualmente ad esempio nelle vasculopatie generalizzate in cui vi è ad esempio un restringimento anche delle arterie a livello degli arti inferiori. Assunta e non assunta, quindi sospesa sempre su indicazione naturalmente. Esatto, medica, del proprio medico di fiducia o eventualmente dello specialista. Questo in questo caso. Questo è un aspetto molto importante. Sì, assolutamente. No? Poi la seconda domanda parlava di un batticuore, diciamo, notturno. Questa è una condizione che talvolta è frequente, però è di difficile inquadramento adesso così con una semplice domanda. L'unica cosa che mi viene da pensare è utilizzare eventualmente, sentire sempre in ogni caso il proprio medico curante. Potrebbe essere utile in questo caso l'applicazione di un ECG 24 ore secondo Holter, che è una specie di sistema di registrazione dell'elettrocardiogramma che dura per le 24 ore. Quindi noi dopo a posteriori, rivedendo la registrazione, riusciamo a vedere se in effetti c'è qualche aritmia durante i sintomi riferiti dal paziente. Quindi insomma anche in questo caso consigliamo una valutazione appunto specialistica o del proprio medico curante. Ecco, questo è importante. Abbiamo parlato di aspirina e ne approfitto per porle una domanda che ci è arrivata da casa. Ci chiedono se davvero l'uso quotidiano dell'aspirina può in qualche modo aiutare a prevenire l'infarto. Si sente molto dire insomma questo aspetto qui. L'aspirina, come le dico, si può utilizzare, in genere noi lo utilizziamo in prevenzione secondaria, nel momento in cui diciamo un paziente ha subito un infarto e necessita di fare una terapia antiaggregante, che è una terapia fluidificante del sangue, proprio con l'acido acetilsalicilico a basse dosi, circa 100 mg die, che va sempre assunta diciamo a stomaco pieno. Diciamo che l'indicazione elettiva è quella appunto della prevenzione secondaria diciamo dell'infarto, serve quindi a evitare che ci possano essere delle recidive ischemiche, quindi ulteriori infarti nel tempo, ed è la diciamo terapia base per le problematiche cardiologiche. Utilizzarla in prevenzione primaria, cioè prima che avvenga un evento, è abbastanza, diciamo, deve essere valutato attentamente. Diciamo, frequentemente viene utilizzata ad esempio nei pazienti che hanno dei restringimenti carotidei, cioè a livello delle arterie che portano sangue al cervello. Quando il valore diciamo di restringimento è molto elevato può essere indicata ad esempio la terapia antiaggregante. Ma ecco, ci sono la terapia va sempre condivisa ovviamente con un medico, il medico di famiglia, e eventualmente con uno specialista. Il dottor De Conti poco fa ha accennato ai sintomi con i quali si manifesta l'infarto, proprio perché la tempestività è un aspetto fondamentale. Possiamo spiegare ancora meglio la sintomatologia, quindi quali sono le cose a cui stare attenti, i campanelli d'allarme? Allora, il campanello d'allarme fondamentalmente per l'infarto è il dolore toracico, che è un tipico dolore diciamo, che può insorgere a riposo o anche da sforzo, che si manifesta nella zona toracica anteriore, zona pettorale sinistra fondamentalmente, ma anche a livello diciamo, della regione retrosternale, quindi proprio nella parte centrale dello sterno, ma ha una caratteristica che lo differenzia dagli altri dolori, e cioè la sua tendenza a irradiarsi, cioè a diffondersi in altre zone diciamo, che non sono quelle tipiche diciamo dove è il cuore, perché il cuore è a sinistra fondamentalmente, ma ad esempio si irradiano a livello della spalla sinistra, anche al braccio sinistro, e possono anche diciamo irradiarsi anche fino in fondo all'avambraccio e anche alcune dita delle mani. Questo quindi è il dolore toracico tipico, quindi un dolore che viene definito molto spesso dai pazienti come un dolore di tipo oppressivo, come un peso, come addirittura qualcuno lo definisce come strappamento, una cosa molto diciamo lacerante dal punto di vista diciamo proprio sintomatologico, e che frequentemente si associa anche ad altri sintomi oltre all'irradiazione, cioè dei sintomi che noi chiamiamo neurovegetativi, in particolar modo la sudorazione. Il paziente con infarto tipicamente lo vediamo oltre a riferire il dolore anche in preda ad una sudorazione
sudorazione profusa, sudorazione cosiddetta algida, quindi con sensazione di freddo, con un pallore cutaneo importante, quindi con malessere e quindi con un corteo diciamo di sintomi che ci fa insospettire che quel tipo di dolore sia proprio un dolore di tipo cardiaco. Anche la nausea e il vomito possono essere associati? Anche la nausea e il vomito. Ci sono anche diciamo, delle presentazioni un po' atipiche dell'infarto, soprattutto nelle persone anziane o in alcune forme di diabete, in cui addirittura qualche volta non si sente quasi, l'infarto può decorrere in maniera silenziosa, ma frequentemente, soprattutto nelle persone anziane, può decorrere con la comparsa può presentarsi con un sintomo simile diciamo ad una gastrite, quindi con un dolore addominale molto importante associato in questo caso, come dice lei, a nausea e anche talvolta a vomito. È soltanto l'intervento del medico di famiglia o il medico del pronto soccorso, del cardiologo, a capire se quel tipo di dolore, in base ad esempio all'elettrocardiogramma e degli esami del sangue, sia in effetti o meno un dolore legato ad un infarto miocardico. Telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, benvenuti Antonio. Buongiorno Antonio, ci dica pure. Volevo chiedere ai professori lì in studio, io 6 mesi fa ho avuto mini stroke ischemico, mi hanno sottoposto a trombolisi e mi hanno dato la cura. Io prima di questo episodio non ho mai avuto niente. Mi hanno dato la cura che stavo sentendo parlare i professori, in pratica la cardioaspirina, l'anzoprazolo e la artostatina, perché mi hanno trovato al momento di questo episodio il colesterolo alto, però io non ho mai avuto problemi di colesterolo e ho donato il sangue fino a 3 anni fa, donatore da tantissimi anni. Volevo chiedere, io dopo 2 o 3 mesi che faccio sta cura ho molti problemi allo stomaco, tipo reflusso, acido, una cosa impressionante. Volevo chiedere se è normale. E qualche consiglio? Chiaro, C'è chiaro. un'alternativa alla cardioaspirina. Ho fatto gli esami di controllo dopo 6 mesi, il colesterolo è tornato a posto e io mi sento bene, non ho mai avuto episodi nella mia vita di questo genere. Chiaro, grazie per la sua domanda Antonio. Chi vuole rispondere? Il signore ha avuto un'ischemia cerebrale, quindi il cardine diciamo, della terapia è fondamentalmente la cardioaspirina, quindi un fluidificante diciamo, del sangue, accanto all'ansoprazolo che è un protettore gastrico, perché frequentemente l'aspirina provoca, come dicevo, effetti collaterali soprattutto nei pazienti sensibili, quindi gastrite e anche esofagite da reflusso, e l'atorvastatina, che è un farmaco che noi utilizziamo sia in ambito cardiologico che dal punto di vista anche neurologico per ridurre al massimo il colesterolo, soprattutto il colesterolo cattivo. Questi sono i 3 farmaci fondamentali diciamo, che il paziente sta assumendo. Diciamo che se lui avverte però queste problematiche gastriche, come mi sembra di aver capito, compatibili con una gastrite o con un'esofagite da reflusso, si possono fare 2 cose. La terapia anticoagulante va continuata, si può sostituirla con dei farmaci tipo ad esempio il clopidogrel, che è simile diciamo, all'aspirina ma è un po' meno lesivo diciamo, dal punto di vista gastrico. Possono essere potenziati diciamo, i gastroprotettori, come diceva il paziente assume l'ansoprazolo, si può passare a una dose maggiore o cambiare farmaco o associare diciamo, dei farmaci antiacidi e antireflusso. L'altra opzione eventualmente nel caso il dolore persista, il fastidio persista, è quello di fare eventualmente una gastroscopia ovviamente, che va condivisa ovviamente col medico di famiglia o col medico specialista appunto che ha seguito appunto il paziente. Grazie, anche in questo caso una valutazione insomma, è il consiglio che ci sentiamo di dare. Dottor De Conti, i sintomi li abbiamo evidenziati, le chiedo come si può intervenire, come si deve comportare una persona che avverte questi sintomi. Ci chiedono anche da casa se ci potete illustrare qual è il giusto comportamento, sia che io sia il paziente, sia che io sia una persona che insomma, assiste o comunque di supporto e che può aiutare chi è colpito da infarto. Allora, il messaggio
più importante che assolutamente deve passare è che una persona che ha un dolore toracico con le caratteristiche che ha descritto prima il dottor Zecchelli, cioè un dolore retrosternale, un dolore nella regione dello stomaco, soprattutto se associato a nausea o irradiazione verso la mandibola, verso il braccio sinistro, diciamo che un qualunque tipo di dolore, anche più generico, nella regione toracica, la cosa fondamentale è chiamare il 118. Chiamare il 118 perché è soltanto con il 118 che arriva un'equipe a domicilio del paziente con un eventuale defibrillatore, perché se quel dolore fosse un infarto, noi sappiamo che abbiamo detto prima che una delle modalità di presentazione dell'infarto è l'arresto cardiaco, anzi possiamo dire che la mortalità, il grosso della mortalità per infarto è una mortalità extraospedaliera. Quando uno arriva in ospedale, insomma, è abbastanza difficile che muoia, mentre il grosso della mortalità è in fase preospedaliera. Quindi se un paziente, se arriva un'equipe anche con personale medico, paramedico, con un defibrillatore disponibile, in caso di arresto cardiaco si può intervenire, si può abbattere del 50% sicuramente la mortalità. Sono state fatte delle indagini nell'ambito delle cardiologie italiane proprio per vedere qual è il comportamento della popolazione italiana in questo tipo di problemi. Allora si è visto che il 50% delle persone che ha un sintomo di questo tipo arriva in ospedale con i propri mezzi, cioè chi va, soltanto il 50% chiama il 118 e il restante si porta all'ospedale con i propri mezzi, che ovviamente è un errore gravissimo, perché se uno ha un arresto intanto che guida o anche se non guida ma a fianco, può essere molto pericoloso anche per gli altri. Può essere pericoloso per sé e per gli altri. E quindi la cosa fondamentale è chiamare il 118. Esiste proprio un'organizzazione molto precisa, una rete per l'infarto in cui sono attivati i pronto soccorsi, le cardiologie, il sistema di ambulanze, per garantire le cure efficaci nel minor tempo possibile. Ecco, quello che vorrei far capire è che, insomma, dottore, esiste un'organizzazione, c'è un'organizzazione ospedaliera che è in grado di dare una risposta efficace a comunque una malattia così importante, insomma, che ha un impatto nella vita delle persone. Sì, esiste un'organizzazione che tra l'altro funziona anche in maniera estremamente puntuale ed efficace, ed è estesa in tutta Italia. Si chiama la rete per l'infarto, in maniera tecnica rete per lo STEMI, cioè rete per l'infarto. Questa rete, ad esempio in Veneto, è stata attivata già nel 2007 proprio con un decreto regionale, e anche nelle altre regioni italiane è stata attivata in tempi diversi. Diciamo che il Veneto è stato uno dei precursori con l'Emilia Romagna. La rete nell'infarto in cosa consiste? Consiste nell'identificare dei centri che sono dotati di emodinamica, in cui il paziente con infarto miocardico a cui il paziente con infarto miocardico può accedere in tempi rapidi, a prescindere dalla sede geografica in cui viva. Cioè un paziente che abiti a Treviso, che abiti a Vittorio Veneto, che abiti a Montebelluna, importante che venga indirizzato nel centro dotato di quelle tecnologie che gli permettano di essere soccorso in maniera tempestiva e da personale che sia abituato a questo tipo di terapie. E quindi diciamo che i centri in cui viene praticata l'angioplastica coronarica si chiamano centri hub, quindi la rete veneta, diciamo, è organizzata in una serie di centri hub, come possono essere Treviso, Padova, Vicenza, Castelfranco Veneto, Conegliano, e una serie di centri spoke. L'importante è che nell'ambito di questa rete il paziente venga direttamente indirizzato nel centro hub, nel centro che è in grado di proporre questa terapia, che è quella dell'angioplastica coronarica. Questo è un aspetto molto importante, ha fatto bene ad evidenziarlo, perché insomma spesso sentiamo questa terminologia ospedale hub, ospedali spoke, abbiamo anche imparato a conoscerli, a capire meglio, ecco, la loro organizzazione. Telefonata da casa, pronto, buongiorno, chi c'è in linea?
Sì, buongiorno, mi chiamo Gianluca, telefono da Musile di Piave. Buongiorno. Saluto anche i due dottori presenti, i vostri ospiti. Buongiorno, dica pure. Ecco, volevo solamente chiedere, mia moglie ha fatto un intervento, diciamo, all'ospedale civile all'Angelo, diciamo, di Mestre, no? Dove gli hanno trovato un'arteria occlusa. Hanno fatto un stand e sta prendendo il Plavix. Volevo semplicemente sapere se il Plavix dopo la fine lo deve prendere per tutta la vita oppure per un certo periodo. Oltretutto anche lei prende la cardioaspirina tutti i giorni insieme al Plavix. Volevo sapere anche questo, ma se deve prenderlo per sempre sia l'uno che l'altro o addirittura purtroppo tutti e due. Grazie. Grazie Gianluca, grazie per la sua domanda. Mi giro verso di lei, ma insomma vedete voi chi vuole rispondere. È una cosa molto comune, diciamo, dopo l'infarto di mettere i pazienti con una doppia terapia antiaggregante, cioè non basta, non è sufficiente, diciamo, la cardioaspirina, che è un ottimo fluidificante, ma proprio in virtù del fatto che è stata riaperta la coronaria e sistemato questa specie di retina all'interno, diciamo, della lesione che si chiama stent, è necessario ed è fondamentale associare all'aspirina anche un altro farmaco antiaggregante che ha un meccanismo simile ma non è completamente uguale, che si chiama clopidogrel, e questo tipo di terapia deve essere somministrata al paziente. Questa doppia terapia deve essere somministrata al paziente per almeno un anno dall'evento, diciamo, dall'angioplastica fondamentalmente. Quindi se il paziente ha avuto appunto l'angioplastica deve continuare per almeno 12 mesi con questa doppia terapia. Passati questi 12 mesi, in assenza di ovviamente di altre recidive o di altri problemi, può sospendere, diciamo, il clopidogrel e continuare solamente la cardioaspirina. Ci sono delle situazioni particolari, soprattutto nei pazienti che hanno una complessità di malattia notevole o che hanno ad esempio pazienti diabetici o altri tipologie di paziente, in cui certe volte è necessario continuare anche questa doppia terapia per più di un anno, anche per 24 mesi o anche 36 mesi, ma queste cose vengono valutate. Diciamo, sì, dal medico e soprattutto da chi fa la procedura interventistica in questo caso. Altra telefonata da casa, velocissima, poi andiamo in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Roberta da Chioggia. Buongiorno Volevo Roberta. un consiglio per mio marito. Mio marito in febbraio ha avuto un'ischemia. Sì. E adesso sta assumendo la terapia con cardioaspirina, Reaptam, Sequacor, Sevastin e Cardura da 4. Durante il giorno la pressione la normale, insomma, dai 120 ai 140, 70-80. Mentre di notte gli sale, gli va più alta, gli va ai 160, 170 e 85. Volevo capire se era normale o se dovevamo cambiare terapia. Grazie Roberta, abbiamo capito insomma la situazione. Rimanga con noi, ci fermiamo per qualche momento di pubblicità e subito dopo le daremo una risposta. A tra pochissimo, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio, in diretta. Do la parola al dottor Roberto Zecchelli per rispondere alla telefonata con cui ci siamo lasciati prima della pubblicità. Sì, quindi questa pressione arteriosa che sale nel corso della notte, ma che durante il giorno, mi sembra di capire dalla telefonata della signora, rimane costante. Sì, diciamo che ha un controllo pressorio non ottimale questa signora, questo signore non mi ricordo, e ovviamente è necessario ritarare, diciamo, la terapia antiipertensiva, potenziando eventualmente il farmaco antiipertensivo che il signore sta assumendo, che è probabilmente il Reaptan, da quello che ho capito, però sotto stretto controllo medico. Si può aumentare la dose o si possono trovare anche dei farmaci in associazione a quello che sta già assumendo, in modo tale da avere un controllo pressorio ottimale nelle 24 ore. E il fatto di avere la pressione alta di notte è un indice che la pressione non è ben controllata dalla terapia o che è probabilmente insufficiente.
Ecco, avete ben ricordato quanto sia fondamentale, in caso appunto in cui si riconoscano i sintomi dell'infarto, allertare il 118 e mantenere insomma costante e adeguata quella catena del soccorso, no? Così viene chiamata, con quella serie di procedure che devono essere messe in atto. Parliamo invece della cura. Tra queste, insomma, tra gli possibili interventi c'è l'angioplastica. L'angioplastica, sì, la famosa angioplastica, diciamo, è il metodo di cura principale, diciamo, in questi anni dell'infarto miocardico acuto, e alla cui base c'è ovviamente un'ostruzione coronarica. L'angioplastica non è altro, diciamo, che un metodo, diciamo, di disostruzione meccanica dell'arteria coronarica che avviene per via percutanea, quindi attraverso i vasi dell'uomo, diciamo, quindi senza aprire il torace, ma entrando semplicemente attraverso un'arteria che è in questi tempi, diciamo, l'arteria radiale, e con una piccola anestesia locale viene introdotto un piccolo catetere, diciamo, che viene fatto scorrere fino a raggiungere l'aorta e quindi le arterie coronariche che nascono proprio a livello del cuore. Questa sottile filoguida viene poi, diciamo, su questo viene poi posizionato un catetere che può fare, diciamo, emette, diciamo, un mezzo di contrasto che va a riempire, diciamo, queste arterie coronariche e ci permette di valutare ovviamente dove è l'ostruzione e il grado di ostruzione. Questo tipo di procedura, tengo a precisare che è una procedura che viene fatta in anestesia locale, ma viene fatta in una sala dedicata della nostra cardiologia, la sala di emodinamica, ed è un esame che viene eseguito, diciamo, da un medico cardiologo che è anche interventista, quindi proprio specializzato in questo tipo di procedure. Una volta localizzata questa ostruzione si passa, diciamo, attraverso di essa, si rompe, diciamo, questo cappuccio, questo tappo, diciamo così, in termini un po' semplici, diciamo, che ostruisce la coronaria, e si posiziona, diciamo, quella specie di palloncino che viene gonfiato, quindi va a schiacciare tutto quello che è il materiale trombotico che ostruisce, diciamo, questa coronaria, e va quindi a ristabilire il flusso sanguigno adeguato per portare sangue appunto al cuore. Oltre a questo poi si posiziona, come dicevo prima, quella retina, quello stent, diciamo, coronarico, che ha la funzione proprio di mantenere ancora più, diciamo, tesa e impedire, diciamo, che si possa richiudere proprio questa arteria. Finito questa procedura vengono rimossi tutti questi cateteri sempre attraverso, diciamo, l'arteria radiale. Certo, il paziente entra dal polso. Si entra dal polso, proprio dall'arteria radiale, diciamo, che è un'arteria che è ben localizzabile, diciamo, a livello periferico, in anestesia locale, quindi senza grossi, diciamo, dolori per il paziente. Allo stesso tempo, una volta finita la procedura, si estraggono, diciamo, questi cateteri, l'arteria viene, diciamo, occlusa con un sistema particolare in modo tale da non farlo sanguinare, e il paziente, se la procedura chiaramente è andata a buon fine, può tornare in terapia intensiva chirurgica o qualche volta anche, diciamo, in una terapia semi-intensiva, insomma, indipendentemente del tipo di infarto che ha avuto, diciamo. Certo. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Maria della provincia di Treviso, vorrei fare una domanda. Prego Maria, ci dica pure. Allora, prima diceva che le donne hanno un aumento aumenta comunque il rischio dell'infarto, no, dopo la menopausa. Dopo la menopausa, certo. E io volevo chiedere questo. Purtroppo ho una figlia di 42 anni, affetta da tumore al seno, ha fatto la chemioterapia, ha fatto l'intervento, adesso deve fare la radioterapia e contemporaneamente deve fare la terapia ormonale per diciamo, inibire l'attività ovarica, quindi vuol dire entrare in menopausa. Questo comporta un rischio maggiore anche dal lato dell'infarto miocardico? Grazie per la sua domanda. Mi sembra di capire che, insomma, per una patologia diversa, insomma, da quella che stiamo trattando oggi, dovrebbe venirle indotta alla signora la diciamo menopausa. Che la menopausa precoce è un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatia ischemica, cioè quindi anticipare la menopausa anticipa anche il rischio, quindi viene persa quella protezione legata agli ormoni. Quindi
diciamo, le donne hanno nel corso della vita questi svantaggi, anche la gravidanza stessa quando si complica da diabete o da ipertensione, anche questo aumenta il rischio, così come la menopausa precoce toglie quel vantaggio di tanti anni per quanti viene anticipata la menopausa. Quindi insomma anche questo potrebbe essere un fattore che può incidere. È un fattore che va tenuto in considerazione, cioè aumentare il rischio non vuol dire che avrà la malattia, vuol dire che ha un rischio aumentato, vuol dire che dovrà agire con più attenzione sugli altri eventuali fattori di rischio modificabili, cioè attenzione al colesterolo, attenzione al peso corporeo, attenzione alla dieta, cercare di agire dove è ancora possibile agire. Certo. Senta, dottor De Conti, la fase acuta è importante da trattare, ma è ugualmente importante la fase successiva alla dimissione ospedaliera. Qual è il percorso che si segue e qual è lo stile e la qualità di vita di una persona che insomma ha avuto un infarto? Allora diciamo che solitamente la fase acuta si conclude in circa una settimana, il paziente viene ricoverato per circa 7-8 giorni e poi inizia un lungo periodo in cui la terapia va un po' personalizzata. Allora noi abbiamo, ormai tutte le cardiologie hanno una grossa arma che è rappresentata dalla possibilità di fare una riabilitazione cardiologica. La riabilitazione cardiologica vuol dire che dopo la dimissione, nonostante al paziente vengano dati tutti i consigli che si danno una normale dimissione, il paziente può essere rivisto a distanza di circa un mese e poi può continuare un percorso sotto sorveglianza del medico, dell'infermiere, che quindi non è limitato al semplice consiglio predimissione, ma che si protrae per un paio di mesi, quindi c'è la possibilità di osservarlo, di vedere anche da un punto di vista psicologico che tipo di risposta ha avuto all'infarto, e in cui la terapia può essere personalizzata. Qual è lo stile, che tipo di vita può avere una persona dopo un infarto è estremamente variabile, perché l'infarto si presenta a uno spettro molto ampio di presentazione clinica. Nella maggior parte dei casi, dal punto di vista statistico, le persone tornano a una vita normale. Certo che non è così per tutti, gli infarti possono avere vari livelli di gravità. Nella maggior parte dei casi si torna a una vita normale, c'è chi invece più sfortunato può andare incontro a problemi di scompenso cardiaco, c'è chi può andare incontro addirittura a un trapianto cardiaco. Fortunatamente sono soltanto una quota minore i pazienti che hanno queste complicanze più gravi. Nella maggior parte dei casi si torna a una vita pressoché normale. Lei l'ha accennato, l'aspetto psicologico, emotivo è fondamentale, no? La paura che ricapiti c'è. E allora il paziente può comunque continuare a svolgere attività fisica, può fare sport, può proseguire con l'attività sessuale anche? Allora, diciamo che va valutato caso per caso. In linea di massima diciamo che l'attività fisica è fortemente raccomanda, quindi, perché rientra insomma in quella prevenzione che abbiamo nella prevenzione, perché un'attività fisica efficace abbassa la pressione arteriosa, riduce la possibilità di sviluppare diabete, riduce i livelli di colesterolo, quindi, e oltre a questo ha un effetto anche di per sé protettivo, quindi è fortemente consigliata. Lo stesso riguarda per l'attività sessuale, uno riprende una vita normale. Ovviamente dopo ogni singolo caso va un attimo discusso, non è che possiamo generalizzare, estrapolare il tutto, diciamo però che nel 90% dei casi, anche nel 95% dei casi, vi è una ripresa di una vita normale. Certo, ed è comunque molto soggettivo, come ha evidenziato lei. Dottore Zechel, abbiamo detto insomma che smettere di fumare, fare attività fisica, sono tutte buone pratiche, buoni consigli che possiamo dare. Spieghiamo quanto può ridurre la possibilità che ricapiti un altro evento insomma come l'infarto. Beh, sicuramente tutti questi consigli che ha appena elencato lei sono quelli che noi diamo a tutti i pazienti che hanno un infarto, che vengono dimessi e che anche fanno, diciamo, il ciclo di riabilitazione cardiologica. Diciamo, io parto sempre dalle misure, diciamo, di tipo sanitarie e igienico-sanitarie, nel senso che dico a tutti i pazienti che devono
Prima di tutto cambiare stile di vita, cioè il paziente che fuma deve assolutamente smettere di fumare, il paziente che è obeso deve assolutamente cercare di calare di peso, ma il cardine diciamo di tutta quello che è il post infarto è proprio la ripresa dell'attività fisica, perché come diceva anche il primario appunto l'attività fisica è il principale diciamo farmaco tra virgolette diciamo da prescrivere a questi pazienti, perché devono iniziare a muoversi, perché provengono ad esempio anche da un periodo di degenza ospedaliera che in ogni caso mette a prova anche il loro fisico, e soprattutto l'attività fisica ha dimostrato anche che è in grado di migliorare e di promuovere la guarigione diciamo anche di quelle zone del cuore che non sono state, diciamo, sono state colpite dall'infarto e quindi hanno avuto un danno. Quindi accanto a questo bisogna poi ricordare la fondamentale diciamo, importanza della dieta, della nostra dieta mediterranea, che è tanto diciamo, osannata e tanto conclamata diciamo, in tutti i libri, in tutte le trasmissioni televisive. Importante secondo me molto anche è ridurre l'introito di sale da cucina o sale anche che troviamo ad esempio in alcuni alimenti, ridurre soprattutto l'apporto di glucosio, di zuccheri diciamo raffinati e di prodotti di tipo industriale, ridurre la quantità diciamo di carni lavorate, privilegiare ad esempio il pesce, fondamentalmente pesce di tutti i tipi, soprattutto almeno una volta alla settimana, e altre, diciamo, altre abitudini di vita diciamo, che promuovono diciamo, il benessere diciamo, del paziente, quindi muoversi, camminare e cercare di essere un po' più magari anche spensierati forse qualche volta diciamo, dopo un evento così che è anche molto drammatico dal punto di vista psicologico. E qualche buona camminata in più, no? Che è un'attività sì. Insomma, che ha davvero un potere molto importante, certo. Non solo in caso insomma, di infarto, quindi per riprendere la vita di tutti i giorni, ma insomma, nella vita insomma, di chiunque. Siamo in chiusura. Io ringrazio il dottor Fabio De Conti, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia all'ospedale di Montebelluna. Grazie dottore. Grazie al dottor Roberto Zecchel, dirigente medico di cardiologia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Grazie anche per aver risposto alle curiosità dei nostri telespettatori da casa. Grazie a voi di averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.